destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, eccoci di nuovo ad un'entusiasmante partita di Worms Reloaded. Allora, multiplayer, andiamo subito, partita in rete, proprio senza indugio. Allora, partita classificata, mostra partita del giocatore. Allora, proviamo a fare una 1 contro 1, vediamo se il giocatore è attivo. Sessione non disponibile, benissimo. Mostra partita del giocatore. Proviamo qua. Qua siamo in 4, vediamo un pochettino cosa... Allora... Ah, è a squadra questo. Socio, questo è rischioso però, vabbè. Nel senso che se il mio compagno è una pippa. Io sono poi, guarda che simbolino che c'è il mio compagno, un sole che ride con la faccia da scemo. Vabbè. Allora, io metto... Non posso selezionarmi la squadra? Ah, da me? Beh, giustamente. Ok, siamo Ramper e Zoma, va già bene. Ok, dai, pronti. Siamo in una 2 contro 2. Speriamo venga fuori una bella partita, piaderoli. Ancora quella dell'altra volta. Vabbè. Qui ricordo che ci sono molte bombe, molte armi a distanza, quindi bisogna avere una buona mira, insomma, piaderoli. Non è semplice. Allora, allarghiamo un po' così vediamo un po' tutto il campo. Ok, cosa è successo? 15 al mio... ha tolto 15 al mio alleato. Bene. Speriamo che tocchi lui così vedo subito se il mio alleato è forte o una pippa. Ovviamente no. Allora, cosa abbiamo qua di bello? Vabbè, bombe a go-go, o se no... Ah, utilizziamo una bomba a go-go, allora piaderoli. 4 secondi, 5, facciamo 4 secondi, via. Allora. Il vento ce l'ho a favore. Vediamo se riesco a fare un po' di casino. Bloccati, bloccati, brella lì. Dovrei aver fatto un bel casino. Dovrei aver fatto un bel casino. Tiro da maestro, piaderoli. Da maestro. 2 vermini uccisi. E uno ha lasciato 30. È lasciato sopra la cassa lì, sopra il bagaglio. Vediamo cosa mi dicono in chat. Non dicono un cazzo, non so come si fa. Chat. Ok. Have zoom. Have zoom, non so come si lega. Aspetta che gli rispondo. Ok, torna a riprendere il gioco. Perché qui si può anche chattare, è un po' scomodo, non so i comandi rapidi per... si vuole vendicare, ma... Pluff. Ok, vediamo adesso il mio alleato cosa combina. Comunque questo mi sembra un lato ispirato a Team Fortress. L'altro invece è un castello con i gargoyle. Vediamo lui cosa fa adesso. Anche te vuoi imitarmi? Vediamo se sei bravo. C'è che casino. Sì, ha fatto più rumore che danni effettivi, ma vabbè. Oh dai, la prima cassa arriva da noi se non ce la distruggono. O comunque se non la fanno esplodere. Arriva, sì. Ho sentito il rumore di una cassa. Allora, è anche un medikit. Non so se sono già disponibili armi a distanza. Vediamo. No, tira bombe. Da lì è lunga però, GG. Busto. Gli auguro di fare un bel tiro, ma è dura. Infatti, mi sa che se la tira addosso. Bravo. Il piratuccolo non è un granché.
C'ho tiro a distanza ancora? No, mancano ancora 5 turni addirittura, succio. Ma da qui posso far poco, mi sa, Da qui a distanza, beh, vado avanti a usare le bombe. Vediamo se riesco a infilarla nel set. Vediamo. Pensavo andasse più lontano col vento. Invece è praticamente rimasta lì. Vabbè. Vediamo adesso l'altro cosa fa con i cappuccini da sadomaso. Proprio lui, se gli becca lì dove c'è la cosa, dove c'è il medikit, gli fa un crino. Infatti. Vabbè. Peccato, vediamo il mio alleato cosa fa adesso. Gli ha dato proprio quello più favorevole. Vediamo lui. Bella. Uno è morto. E l'altro ci manca poco. Praticamente è rimasto con uno lo Stein Corb, quello con il cappuccio da sadomaso. E l'altro è rimasto con 4, che poi non è facile salire adesso, ancora no. Non ci sono gli oggetti quelli potenti da risalita. Solo che la squadra dei pirati ha abbandonato perché ha visto che non c'era partita. Questo qua inculato qui. Cosa ci faccio? Ce la farò metterlo lì sull'erba? Vabbè. Allora, l'unico... ancora non ho armi a distanza, l'unico problema... che non so girarle io. Piederoli, voi sapete come si fa? Me lo scrivete nei commenti se sapete come si fa a girare le cose, le travi qui. Ricordo che è rimasto solo un vermino della squadra avversaria, d'altronde all'inizio li abbiamo devastati. Yahoo! Succe. No. Tiraccio un po' a culo. Sì, il 2 contro 2 diciamo che ha molto un'abilità di come si tirano le bombe. Si va a imboscare. Bravo, comincia a aprire buchi. Adesso chi toccherebbe di nuovo lui. E fa 15.000 turni alla volta. Vabbè, lui adesso va avanti a tirare bombe a culo. Allora, adesso dovrebbe toccare a me, se non erro. Dovrebbe toccare a me. Sempre vermini più rompipalle. E fin dove riesco ad arrivare? Ho già fatto metà strada. Ok, ci dovrebbe dare anche una cassa che se lui non ci becca.
Ah, stavo avanti a tirare a culo. Che palle. Si toglie la cassa. E ha buttato giù il mio alleato. Vediamo adesso il mio alleato che cosa tira fuori da perché lì è impossibile da beccare lo stronzo. Ah, lì è un bucato. Dall'altra parte prova. Bravissimo. Ma lì è dura da provare. Pluff. Au. Ci ha provato. Comunque il tiro mio dell'inizio Piederoli è stato bellissimo. Mezzo culo, mezzo mirato, perché la volevo mettere lì ma non pensavo venisse fuori tutto quel casino, anche perché con la bomba che esplode e poi si dirama è difficile capire, cioè, prevedere dove vanno tutte le varie esplosioni, però lì era pieno di casse, quindi bene o male un po' di bordello lo avrebbe fatto. Va avanti a fare così. Aprirà sempre di più un buco. Questo mi sa che... Ah no, sì, arriva da me. No! Che culo, pensavo mi cadesse. Tocca a lui, vero adesso? Io non ho rampini, non ne merito cazzo. C'è che palle. Ma no! So se mi arriva solo lì. Pensavo arrivasse a superasse almeno la collina, ma vaffanculo. Ma dai, ma guarda che per ammazzarne uno ci dobbiamo mettere 18 ore. Quasi noiosa la partita adesso da parte vostra, infatti mi sa che metterò un link per arrivare direttamente all'ultimo colpo. Mi dire che è laggato. Cosa sta succedendo? Niente, Piederoli è crashato il game, però comunque io la reputo una vittoria. Perché in buoni soldoni stavamo in vantaggio, uno era anche aveva già lasciato il game perché aveva visto che non c'era più niente da fare, eravamo in 2 contro 1, per cui io la considero una vincita. Per cui niente, spero che vi sia piaciuto comunque come game, votate e commentate per quello che avete potuto vedere e spero che comunque vi sia piaciuto lo stesso, per cui vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli!